Sabato Enrico a tutti i tifosi rosanero dai vostri commentatori Sky Mirido E dal vostro Beppe Ravia Bergamo. sei nata a Palermo Trapani. Salutiamo i picciotti della curva. È un resto la favorita. Beppe, o Palermo è sanata c'ha la spunta. Ah, Iachina sera misi giocatore sotto carica. Intanto l'arbitro se leva la magliettina. Dai che bella curva. I tifosi di Palermo sono sempre più forti. Comincia la partita. Beppe, come sono messi i picciotti in campo? Ma diciamo pare un 3-5-2 miscato con un 4-4-2 antichi sale. Tatticamente siamo messi buoni. E i picciotti sanno un sacco a fare, non ti preoccupare. Intanto vedremo l'allenatore di Trapani. Tale Beppe sta a birra che andava via. Attenzione Barreto, piglia palla il sappatino. Tiro! Parato per tenere la piva. Calcio d'angolo, amore, dai. Miseria. Vediamo che l'attaccante si infila come un'ancida, ma Munoz isa paletta e mette in calcio d'angolo. Ancora vediamo Dybala che cerca la poetta, ma niente, arrivò per l'Epifania per Dybala, ci trova una caramella. Meriddo vede che si struppiò Dybala però. Come si struppiò? Come diciamo in altri tecnico, Dybala si struppiò il cianco, Iachino non ci ha fatto niente. Intanto il Trapani attacca con Gambino, ci prova con Mancina e da blocca Sorrentino. Beppe, ma questo Trapani è persona mia, è troppo pericoloso. Non è facile questa partita, i picciotti hanno a essere a cura, si è andata, ci vuole occhio vivo. Comunicazione da bordo campo? Iachino canci kite e mette a biscola. Buono, il primo tempo finisce qua, l'arbitro mette a tutti negli spogliatoi per dare 5 confette Matteo. Auguri. E cominciò il secondo tempo. Ancora Palermo in avanti, Belotti si tribba, prova una bommazza e piglia il fotografo. Stava ammazzando un cristiano, per effetto non successe niente. Quindi in gergo tecnico ci stampa una fotografia. Sviluppalo. Trapani in avanti, ci pensa Sorrentino. Un Piro sta maturando, ma sento, ce la potremmo fare. Palermo in avanti con Belotti, mette a centro, gol! Gol! Segna lo spallone! Sentiva che va a segnare chilo, ma l'ho giocato come primo marcatore che tu deve pigliare i piccioli. Il gol di Raffet ha sbloccato il match, la partita si è messa in discesa per Palermo, speriamo continuano un freno a mano. Da lì a qua, vedi che bommazza, ma rimmo puoi vedere come la va a pigliare. Belotti si porta avanti all'aria, ancora Iddo cerca di trasferire all'aria, Chiero. Barreto tira a giro, parata. Peccato, la pigliò in sbicio, la pigliò troppo male, peccato, poteva fare gol. Calcio d'angolo battuto, il tiro in prima, palla fuori. Non scappiamo la pigliò effetto, meno male. Il navetta molare sei nata. Siamo a curo Trapani. Ancora Granata all'attacco, mette a centro, fuori. Sbaglio, ma ghiacciò lo sangue, ma ghiacciò. Un po' che se non facciamo puttare. Ma se fallo puttare, intanto Belotti tira una cannonata, fuori mezzo metro. Ci girò pallone, cose che possono capitare, piccio. Ci prova la tre quarti, fuori, il palo si cansiò Vris. Il palo si scantò, si è messo di lato e la palla è uscita nel fondo del campo. Accuriamo Trapani, cross a centro, tagliato per l'attaccante, niente, sembra un palazzo, tu immagini se tu la piglia buono. Nel frattempo si è fatto male Terlizzi, vediamo, come diciamo noi altri in gergo tecnico, piglia una botta nella cannella. E i botti nella cannella fanno troppo male, sacci un carabello. Ancora Belotti trasinaria a tipo granchio, prova tiro, ribattuto, Barretto prova un colpo di canale, Barretto, secondo gol del Palermo. Ma come fece a pigliarla? Come pigliò? Era difficile sta pallo, capitano, capitano, Id. Amonista, non è che anni picciotta. Belotti piglia palla e corre verso la porta, tira a Pelorembo, zero, partita chiusa, un cenne per noto, il gol, dai, mi stai un cenne per noto, vai, 3-0. E finisce la partita, Palermo batte Trapani 3-0 e qui sei nata chiuso pure a bolletta. Onore pure a Trapani, ma noi ne servono i punti per Serie A. Vi ringraziamo per averci seguito, forza Palermo! Oggi e sempre, da Beppe Ravia Bergamo e Mago Meriddo, alla prossima!